Buongiorno a tutti, sono Macari Gianluca, fortunato consigliere dell'ASPO e diciamo sono un paio di mesi che sono in consiglio di amministrazione. Ho fatto un primo consiglio di amministrazione che era un po' conoscitivo, il secondo che doveva partire dopo mi aveva già mosso alcune domande che avevo intenzione di porre al nostro direttore Damaso Fernando riguardo un po' a delle piccole problematiche che io pian piano, essendo dentro, leggendo, scopro riguardo al GPL, riguardo alle concessioni e riguardo anche poi ultimamente con l'ultimo problema del BUR che richiedono dietro i soldi della banchina, una serie di domande proprio inerenti. Purtroppo per motivi tecnici è stato rimandato al Consiglio, ne è stato fatto uno secondo il Consiglio circa 20 giorni fa, in cui si trattava la situazione dell'ASPO, che fine farà, perché quanto c'è dal decreto 163 del 2016 l'autorità portuale dovrebbe assorbire il porto di Chioggia, anzi l'ha già assorbito, e il settore ASPO al momento non si sa ancora la situazione, se non fino a fine anno se avete chiarimenti in merito. Le domande che io ho fatto, che ho inviato per mail da inserire nei prossimi punti dell'ordine del giorno, sono molto varie. Una riguarda proprio così a titolo conoscitivo, che aspetto una risposta anche ufficiale, riguarda il famoso accesso carraio. Io ho chiesto se c'era un documento, anzi nella mail ho chiesto di specificare se c'era un documento inerente al un'autorizzazione, perché è l'ASPO che ha avuto in concessione questo appezzamento di terra di 700 metri quadri, capire se l'ASPO aveva autorizzato in qualche maniera la Socogas a poter effettuare questo accesso carraio. Attendo forse per il 5 del mese di maggio, che è previsto un consiglio, delle risposte in merito. Oltretutto le risposte in merito anche al famoso BUR 37 del 2018, che chiedendo indietro i soldi che aveva dato la Regione Veneto all'ASPO per fare la banchina A, è molto, come si può dire, fa paura, mi dà la pelle d'oca, perché leggendolo si scoprono delle cose che purtroppo devo avere dei chiarimenti da parte dell'ASPO a riguardo del famoso variante in corso d'opera della banchina per realizzare un foro tecnico che va dall'ipotetico deposito di benzina, di carburante, il famoso area di stoccaggio, che non fu, bunkeraggio, scusate, che andava sono emozionato, è la prima volta che parlo in pubblico, che andava a finire dall'ipotetico impianto di bunkeraggio carburanti alla banchina. Nel decreto BUR purtroppo una delle cause della revoca è proprio questo benedetto foro tecnico, perché il foro tecnico che citano nel BUR dicono che è stato fatto un foro idoneo per si chiama pipeline, che serve per alloggiamento di una gru che fa un combraccio che collega il macchina gassiere al deposito GPL. Allora ha fatto decadere un po' l'utilità della banchina che doveva essere creata per uso a tutte le imprese pubblico, e invece con queste opere qua, con queste problematiche decadono i principi del finanziamento e questa è una delle cause principali che richiedono indietro i soldi. Allora io aspetto speranzoso che per il 5 o 6 del mese di maggio ci sia questo consiglio ed avere queste risposte per potervi poi aggiornare successivamente. Non dico altro, se no rischio di andare per le lunghe, e questo è quanto è successo fino adesso. Grazie.